Con i familiari convinti che sia stato ucciso da un partecipante al rituale, sabato a Marcon lutto cittadino per i funerali del 25enne, parla l'avvocato del Conte, proprietario dell'abbazia. Nuovo inquietante messaggio di Turetta a Giulia Cecchetino: ci laureiamo insieme o la vita è finita per entrambi. Il difensore spiega perché il 22enne ha scelto di rinunciare all'udienza preliminare. È la cultura della vita che deve cambiare partendo dalle scuole, a dirlo il segretario della UIL, che ribadisce con forza il concetto all'indomani dell'ennesimo incidente sul lavoro nel veneziano. Ministro Nordio intervenga al più presto, l'ennesimo appello di Monica Poli, Lady Pickpocket, che riscontra borseggiatori sempre più violenti e aggressivi al punto di arrivare a temere per la sua sicurezza. Nuovi sgomberi e interventi di messa in sicurezza da parte della polizia locale. Nei primi 6 mesi del 2024 sono stati effettuati 111 interventi, 56 sopralluoghi e 55 sgomberi. Polemica al Lido dopo le dimissioni del vicepresidente di municipalità Alessandro Strozzi, che denuncia l'immobilismo dell'ente anche in questioni urgenti come la gestione della sanità nell'isola. I sindacati aderiranno allo sciopero nazionale dei trasporti di 4 ore giovedì 18 luglio. La mobilitazione potrà interessare anche il personale di ACTV, con conseguenze per i servizi di navigazione, bus e tram. Buonasera, bentrovate, bentrovati, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Noi passiamo alle notizie, la cronaca in primo piano con il caso di Alex Marangon. Vestitevi colorati, questo l'appello dei familiari di Alex in vista dei funerali che si terranno sabato mattina in chiesa a Marcon. Quello che ho detto sin dall'inizio però è che sia necessario e opportuno identificare i responsabili e riconoscere la verità, perché questo è un atto, secondo il mio punto di vista, doveroso non solo nei confronti della famiglia, ma nella memoria di Alex e di tutte le persone che volevano bene a Alex. Quindi la verità prima di tutto. La verità prima di tutto, dice il sindaco di Marcon Matteo Romanello, confermando il lutto cittadino per sabato in occasione dei funerali di Alex Marangon, che si terranno nella chiesa parrocchiale a ridosso del centro alle 10 del mattino. Accompagniamo Alex con abbigliamento colorato come lui avrebbe voluto. L'appello dei familiari nell'annuncio funebre, dove viene anche riportato un pensiero del 25enne. Celebriamo la vita rendendo le grazie per la bellezza che sta dentro e fuori di noi, con gli occhi e il cuore colmi di amore. Sarà un viaggio indimenticabile, sarà il viaggio di una vita che non ha mai fine. Queste le parole di Alex, che rivelano ancora una volta la sua sensibilità e purezza d'animo. Davanti all'epigrafe e al sorriso del giovane, il cuore di tutti è gonfio, tante anche le domande. Conosco la zia di questo ragazzo e sono veramente in un momento difficile e speriamo veramente che si scopra la verità, perché questo ragazzo non meritava di fare una brutta fine così. Solo la verità, perché ormai purtroppo lui è da lassù che ci guarda e quindi senza dubbio la verità deve venire a galla. È un film giovane, insomma, si pensava a tutto, ma non a sta fine qua. Purtroppo. Osserveremo il lutto cittadino, assolutamente. Massimo rispetto, insomma, soprattutto alle famiglie. Sono pienamente d'accordo col sindaco, è per chiedere giustizia, perché non si può soprassedere a una cosa così importante, insomma, come quella che è successo, grave. Comunità di Marcon che prima del rito funebre potrebbe già mobilitarsi. C'è un gruppo di cittadini che vuole sostenere appunto questa fiaccolata. Io ho dato la massima disponibilità anche per la realizzazione di tutte le pratiche burocratiche connesse. Ovviamente stiamo attendendo un riscontro da parte della famiglia, che si è giustamente chiusa nel silenzio in queste ore, e quindi insomma siamo pronti eventualmente a ricordare venerdì con una fiaccolata Alex, sabato i funerali, e ci aspettiamo veramente tanta presenza e basta. E domani all'abbazia di Vidore il nuovo sopralluogo dei carabinieri per fare luce sulla tragedia, e parla l'avvocato amico del proprietario dell'abbazia. Non c'è nessun indagato e quindi le persone informate sui fatti non hanno diritto ad un avvocato. Tiene a precisarlo l'avvocato Cesare Dalmaso, amico del conte Alberto da Sacco, proprietario dell'abbazia di Vidore, dove è avvenuta la tragedia di Alex. Il legale ripercorre quel terribile giorno, quando il 25enne di Marcon si è allontanato e poi è scomparso. Il conte stava dormendo, quando alle 6 del mattino è stato svegliato perché il ragazzo era svanito nel nulla, ed è stato proprio lui a chiamare i carabinieri. È il primo che pretende sia fatta chiarezza
per il buon nome della famiglia, ma anche per la sua proprietà, per dove vive. È il primo che vuole avere delle risposte. E quindi mi ha chiesto, in qualità di amico, ovviamente, sapendo anche il lavoro che faccio, di supportarlo in questa tragedia. Sulla dinamica di questo dramma il Conte sembra essere convinto. Il Conte pensa che sia stata una caduta accidentale. Certo è che dopo i risultati dell'esame autoptico ogni pista viene vagliata dagli inquirenti, tanto che è stato deciso un ulteriore sopralluogo degli investigatori all'abbazia Sant'Avona di Vidor. Indagini serrate del nucleo investigativo dei Carabinieri guidato dal maggiore Giovanni Truglio assieme ai Carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto. Quanto alla presenza di telecamere. C'è una telecamera? Ci sono? No. Le telecamere risultano in centro a Vidor. Quindi nell'abbazia e fuori dall'abbazia non ci sono telecamere? Su questi eventi organizzati all'abbazia l'avvocato Dalmaso spiega. Era un evento che era stato organizzato in occasione della venuta in Italia di questo famosissimo curandero. Sul curandero arrivato dal Sud America, il legale spiega che questa figura nei loro paesi è iscritta in alcune liste particolari, una sorta, dice, di albo. Sono persone che praticano questo tipo di medicina alternativa, la chiami come vuole, ma sono iscritti a un albo e si fanno sempre comunque assistere anche da un medico. Su Andrea Zuin, l'organizzatore dell'evento, il legale termina. È una persona stimata. Emerge un nuovo inquietante messaggio di Filippo Turetta a Giulia Cecchettini. Intanto parla l'avvocato difensore del 22enne e spiega perché ha scelto di rinunciare all'udienza preliminare. Mettiti in testa che o ci laureiamo insieme o la vita è finita per entrambi, scriveva così Filippo Turetta in un messaggio WhatsApp inviato nel febbraio 2023 a Giulia Cecchettin e recuperato dal cloud della giovane. La pretesa ossessiva di laurearsi con Giulia non accettava che la 22enne fosse più avanti di lui e forse vedeva nel percorso universitario un modo e il pretesto per continuare a stare con lei e cercarla. Agiva per riconquistarla ed era convinto di riuscirci. Anche questo messaggio è agli atti dell'inchiesta a carico dello studente di Torreglia che affronterà il processo per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione. Filippo Turetta comparirà davanti al giudice della Corte d'Assise di Venezia già a settembre, quando inizierà il processo per l'omicidio della sua ex fidanzata Giulia Cecchettin. Il 22enne di Torreglia ha rinunciato all'udienza preliminare che era già stata fissata per la prossima settimana. La decisione è stata comunicata dal collegio difensivo di Turetta, composto dal professor Giovanni Caruso e dall'avvocato Monica Cornaviera, che spiegano la decisione della 22enne. Con la sua scelta Filippo Turetta rinuncia definitivamente alla possibilità di un eventuale sconto di pena all'esito del giudizio di fronte alla Corte d'Assise, qualora la Corte ritenga non configurabili, nel caso di specie, le aggravanti che invece oggi vengono contestate all'imputato. Il processo si preannuncia quindi più veloce, senza risentire tutti i testimoni. La difesa ha anche escluso la richiesta di una perizia psichiatrica. Filippo Turetta, rinunciando all'udienza preliminare, rinuncia anche alla possibilità di chiedere il giudizio abbreviato e quindi lo sconto di un terzo della pena anche per gli altri reati che sono oggetto di contestazione, quali per esempio il sequestro di persona e l'occultamento di cadavere. Filippo Turetta in questi mesi ha intrapreso un percorso di elaborazione del gravissimo reato commesso e chiede solo di avere una condanna giusta, dicono i suoi legali. Turetta ha iniziato a prendere consapevolezza, maggior consapevolezza di quanto ha commesso e intende pagare prima possibile, ed è anche questo uno dei motivi che l'hanno indotto a rinunciare all'udienza preliminare, perché rinunciando all'udienza preliminare abbrevia i tempi del processo. Quindi Turetta vuole pagare la pena giusta, la pena che sarà ritenuta equa dal suo giudice. Ennesimo incidente sul lavoro nel veneziano, il commento della UIL. I dati del Veneto sono anche
come posso dire, non belli, ma danno un senso che il lavoro che facciamo funziona. Ma non basta, non si arriva a nessuna parte così. Quando siamo tutti d'accordo vuol dire che bisogna partire dalla base. La base sono le scuole. O creiamo la cultura della vita partendo dalla formazione, dalle elementari alle persone, un'oretta per spiegare la sicurezza, le cose, anche nel giocare, nella vita quotidiana, nel prendere un coltello in mano in casa, eccetera, non andremo da nessuna parte. È la cultura che deve cambiare. Ne è convinto il segretario della UIL, che ribadisce con forza il concetto all'indomani dell'ennesimo incidente sul lavoro nel veneziano. 2 giovani operai di origine egiziana sono rimasti coinvolti martedì pomeriggio nel crollo parziale di una muratura all'interno di un'abitazione all'incrocio tra via Parolari ed Elicona a Zellarino, dove era in corso una ristrutturazione. Lavori iniziati da circa una settimana con fondi del PNRR, committente Insula SPA. Ad avere la peggio un operaio 23enne ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Mestre per i traumi da schiacciamento subiti, mentre il secondo, di 24 anni, ha riportato fratture e contusioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. La squadra che lavora nel cantiere si stava occupando della ristrutturazione dell'edificio, dove verranno realizzate abitazioni per categorie fragili, quando il muro interno al primo piano sarebbe parzialmente crollato, andando a colpire i 2 giovani operai. La cultura della vita la devono imparare tutti, ma soprattutto il lavoratore. Dico sempre, il lavoratore è maturo nel momento in cui, quando si vede in pericolo, riesce a fermarsi e sa che può chiamare qualcuno che lo tutela. Se non vede il pericolo, oppure lui è il primo che evita di mettersi una misura di sicurezza per lavorare più velocemente, perché far bella figura o perché sente le pressioni da parte del datore di lavoro per farlo, abbiamo fallito. La cultura della vita parte da qua. Il lavoratore, l'azienda, ma soprattutto chi sale su un'impalcatura, chi va in un campo e così via, deve avere la consapevolezza di quello che gli sta succedendo. E continuiamo a parlare di sicurezza sul lavoro. Un accordo tra INAIL e Legacoop Pesca intende promuovere la formazione per la prevenzione dei rischi. Salute e sicurezza sul lavoro anche nella pesca e nell'acquacoltura. Un obiettivo da raggiungere aumentando soprattutto la consapevolezza dei rischi che si corrono quotidianamente in questo mestiere e la formazione alla loro prevenzione. Anche rispettando le leggi in materia di salute e sicurezza, è infatti possibile che gli appartenenti ad un comparto costituito per la maggior parte da cooperative di liberi professionisti incontrino casi in cui sia le norme che la propria personale cultura della prevenzione risultano insufficienti. Si tratta di un settore dove è importante diffondere la cultura della salute e della sicurezza, in particolare attraverso l'informazione e la formazione, mettendo al centro, come in questo progetto, proprio il lavoratore, cercando di trasmettere maggior consapevolezza. Sicurezza a bordo e fattore umano, promosso da INAIL e Legacoop Veneto, è partito con un monitoraggio sul tema nel settore della pesca tradizionale. L'80% degli addetti ai lavori intervistati ha più di 40 anni e una maggiore esperienza può portare a volte ad una sottovalutazione dei rischi. In effetti pochi considerano rischioso il proprio lavoro, nonostante il 30% degli imbarcati abbia dichiarato di essere stato coinvolto in un incidente. È un settore che non necessita di interventi normativi e però noi, in un'ottica anche di valorizzazione del prodotto, di certificazione e anche un'attività di formazione sulla sicurezza che sia rivolta a un benessere da parte del pescatore in termini di sicurezza. Per far questo chiediamo alle istituzioni, pur in assenza di una normativa che prevede l'obbligatorietà dell'applicazione della normativa sulla sicurezza, un meccanismo premiale nei confronti di questa categoria per quanto riguarda progetti di finanziamento, di sostegno, di supporto al settore. Il questore ha sospeso per 10 giorni la licenza di un centro scommesse di Mestre. Il locale, già teatro di disordini con la precedente gestione, si è rivelato essere luogo di abituale ritrovo di persone pregiudicate, violente ed dedite ad attività illecite. La sera del 30 giugno i carabinieri erano dovuti intervenire dopo che un cliente era stato preso a calci e pugni da un uomo che, estratto un coltello, aveva anche pugnalato ripetutamente prima di darsi alla fuga. L'ennesimo appello contro i borseggiatori sempre più violenti di Monica Poli. Noi abbiamo fatto un attimo di silenzio, ci siamo fermati per vedere se dall'alto
succede qualcosa, ecco, perché a questo punto bisogna essere chiari. Il ministro Nordio su questa cosa qui, su quello che sta succedendo in Italia, deve dare delle risposte e sinceramente fino adesso su questa problematica non è mai intervenuto. Deve dare delle risposte, dica da che parte sta, la sicurezza è una priorità. Per l'ennesima volta Lady Pickpocket si appella al ministro Nordio e lo fa in un momento in cui evidenzia il fenomeno dei borseggi a Venezia sta subendo un'escalation. Ora, dice Monica Poli, sono diventati anche aggressivi, lei teme per la sua incolumità. Tutti quanti in questo momento cominciamo a temere per la nostra incolumità, anche perché questi si stanno facendo sempre più aggressivi. Mi trovavo in una zona di Venezia e ho visto questa banda arrivare, aveva già aperto lo zainetto e ho fatto come sempre un'azione di disturbo. E questi se ne sono andati, poi dopo 20 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti sono tornati in cerca, informando dalle persone che erano ancora lì praticamente dove ero, ecco, diciamo un raid punitivo. In pericolo oltre a cittadini e turisti anche il personale a CTV. Abbiamo delle segnalazioni da parte del personale a CTV che lavora e che hanno subito delle minacce molto pesanti. E questa è una situazione veramente intollerabile perché ogni giorno vedere le stesse persone che presidiano questi pontili, vaporetti a bordo è sempre pieno di borseggiatori, è una cosa che è inammissibile. Noi su questa tematica non molleremo, anzi continueremo a segnalare, a presidiare e segnalare sempre in contatto con le forze dell'ordine, ma finché non si ritorni alla procedibilità d'ufficio, e questo il ministro Nordio lo deve capire. L'operazione di riqualificazione urbana Oculus va avanti con sopralluoghi, sgomberi e interventi di messa in sicurezza anti-intrusione. Oggi la polizia locale è intervenuta con gli operatori delle politiche sociali al parco di Villa Ceresa ed in via Bezzecca a Mestre. Nei primi 6 mesi del 2024 sono stati effettuati 111 interventi, 56 sopralluoghi e 55 sgomberi. Sono stati segnalati per invasione di terreni ed edifici persone provenienti da Tunisia, Marocco, Italia, Serbia, Colombia, Ghana, Libia e Senegal. Ed è polemica al Lido dopo le dimissioni del vicepresidente di municipalità Alessandro Strozzi. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata il rifiuto della maggioranza di inserire all'ordine del giorno della seduta del Consiglio di Municipalità un'interrogazione delle opposizioni che chiedeva il potenziamento dei servizi sociosanitari a Lido e Pellestrina, un tema peraltro diventato di drammatica attualità e in grado di mettere in moto un'ampia mobilitazione di cittadini. Consigliere di opposizione con il Partito Democratico, Alessandro Ruben Strozzi si è dimesso dalla carica di vicepresidente della Municipalità del Lido e di Pellestrina. Vogliono a livello comunale delle municipalità silenti, delle municipalità che non intervengano, non diano fastidio, mi viene da dire il termine forse più corretto. E purtroppo la scelta si ripercuote sulla cittadinanza. Ripercussioni sulla cittadinanza che per le opposizioni comprendono anche un tema delicatissimo come la gestione della sanità a Lido e a Pellestrina. Questa interrogazione appunto nasceva dai tragici eventi occorsi il mese scorso e chiedeva supporto al servizio sanitario delle due isole di Lido e Pellestrina che non hanno dei veri e propri ospedali. Le opposizioni sono in rivolta. Per Laura Prevedello di Verde Progressista questa vicenda rappresenta l'ennesima dimostrazione della non funzionalità del Consiglio di Municipalità con una presidenza e una maggioranza servita al centro. Il consigliere regionale Jonathan Montanariello denuncia un processo per nulla democratico di accentramento di deleghe e di riduzione al lumicino degli spazi di discussione, così come il capogruppo Dem Giuseppe Saccà che parla di compressione degli spazi di partecipazione dei cittadini. Per la segretaria del PD veneziano Monica Sambo si tratta di una spia di allarme su ciò che avviene in ogni municipalità. Senza deleghe e senza una reale autonomia diventano spazi vuoti dove i rappresentanti degli assessori, attraverso rapporti personali, cercano di farsi notare.
I sindacati aderiranno allo sciopero nazionale dei trasporti di 4 ore giovedì 18 luglio dalle 19:30 alle 23:30. La mobilitazione potrà interessare anche il personale ACTV con conseguenze per i servizi di navigazione, bus e tram. La fascia oraria dello sciopero è al di fuori di quelle di garanzia. Nel servizio navigazione verranno garantiti i collegamenti minimi regolari, il servizio People Mover di collegamento tra Tronchetto, Marittima, Piazzale Roma. Le richieste sono aumento dei salari, potenziamento della formazione, contrasto alle aggressioni al personale, rafforzamento del welfare contrattuale. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi e dell'attenzione, una buona serata a tutti, arrivederci.